rissa scoppiata in casa, poi l'inseguimento in auto e lo speronamento in mezzo alle case. A San Vendemiano, scene da Far West, 2 i feriti trasportati all'ospedale. Rilanciare l'asse tra Padova, Treviso e Venezia è la proposta del sindaco di Treviso Conte all'indomani del voto in Laguna, accolta dal collega Venturini. Lapidario sul tema autonomia, o è per tutti o per nessuno, dice riferendosi al Friuli. Il trionfo a Cafarsetti al primo turno, la telefonata di Giorgia Meloni, le sfide future. Stasera alle 20:45 il nuovo sindaco di Venezia, ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Spari contro la chiesa di Albina di Gaiarine, 2 ventenni si presentano spontaneamente dai carabinieri. Una bravata, dicono, simulavamo la scena di un film. L'omicidio della pasticcera di Roncade, in attesa degli esami del RIS, emergono sviluppi interrogativi. La segnalazione di 35 anni fa della polizia, scena del crimine spazzata dai carabinieri. Nuovo fronte di maltempo in arrivo in Veneto, allerta gialla dalle 12 alla mezzanotte di domani per temporali intensi tra zona pedemontana e pianura, ma non farà sparire il caldo afoso. La crisi Electrolux, a Susegana l'incontro dei lavoratori col presidente del Veneto e l'assessore allo sviluppo economico. Per Bitonci ci sono margini per trattare con la multinazionale, 15 giugno data cruciale. Controlli della finanza nei locali della provincia durante i fine settimana per contrastare il lavoro irregolare. A Castelfranco scoperto un cameriere quindicenne che neanche andava a scuola. Il figlio del sindaco sceriffo Gentilini a Verona per incontrare Roberto Vannacci. Condivido le sue idee, dice, all'Assemblea Costituente di Roma deciderò se aderire a Futuro Nazionale. Atleti paralimpici al Museo Bailo di Treviso, premiati per i titoli vinti nel 2025, movimento che cresce ma c'è ancora da fare per allargare la pratica sportiva tra i disabili. Buonasera, bentrovati, edizione di Treviso, dunque dei nostri telegiornali. Allora partiamo da quello che possiamo considerare il primo asse tra il sindaco di Treviso Conte e il neo primo cittadino di Venezia Simone Venturini. Rilanciare la Patreve, l'asse tra Padova, Treviso e Venezia, è questa la proposta lanciata dal cuore della Marca trevigiana e subito accolta positivamente da Venezia. Venturini, che è lapidario sul tema dell'autonomia, o è per tutti o per nessuno, dice, guardando soprattutto al Veneto orientale e alle condizioni più favorevoli del vicino Friuli Venezia Giulia. Quindi quel progetto Patreve, Padova, Treviso, Venezia, di cui si è sempre parlato, credo che i tempi siano maturi per cominciare a lavorare su una grande comunità dove padovani, trevigiani e veneziani hanno le stesse esigenze, hanno le stesse necessità e sulle quali politicamente possiamo incidere davvero molto. Quindi io ci credo, sono convinto che anche Simone ha la stessa visione. Potrebbe essere l'occasione di rilanciare il ruolo delle città metropolitane e in questo rilancio ridisegnare i confini e abbracciare appunto territori più ampi che già oggi sono connessi, perché già oggi da Mestre a Padova sono 20 minuti e da Mestre a Treviso sono 20 minuti. C'è già un primo asse tra Mario Conte e Simone Venturini, neoeletto sindaco di Venezia, e riguarda un progetto che sembrava finito nel cassetto, quello di un'area vasta, la Patreve appunto, tra i capoluoghi del Veneto centrale e orientale. Ma il processo non è chiaramente automatico, servono governance, funzioni e materie. Penso politiche ambientali, politiche di mobilità, le politiche dell'abitare piuttosto che le politiche sociali. Con la Regione in particolare per quanto riguarda alcune competenze e poi soprattutto col governo nazionale. Già oggi di fatto lo è e quindi bene insomma lavorare insieme a Mario e a Sergio su questi temi. Patreve che non può prescindere da un riequilibrio più generale dei territori, strettamente connessa alla questione dell'autonomia, come dimostrano anche le tante pulsioni che pervadono il confine orientale con diversi comuni veneti, veneziani e trevigiani che tornano a sognare la fuga. L'attrattività del Friuli in termini di benefici e di incentivi alle volte è tale per cui molti comuni vorrebbero passare di là e quindi secondo me andrebbe rivisto completamente il sistema delle regioni a livello nazionale e o dare a tutti la stessa parte e quindi tutte quante diventano statuto speciale o nessuna deve essere statuto speciale, perché non è possibile pensare che 2 regioni uguali, omogenee come Veneto e Friuli abbiano sostanzialmente strumenti diversi. Al primo giorno da sindaco già mette il dito su una questione. Il tema dell'autonomia che questo Veneto attende da anni e che è giusto che abbia una risposta.
Alla politica torneremo poi, adesso andiamo alla cronaca e partiamo dall'ultima notizia in ordine di tempo arrivata in redazione, l'episodio di violenza che si è verificato nel tardo pomeriggio a San Vendemiano. Vedete l'immagine di QDP News. Per quello che sembra un regolamento di conti, tutto sarebbe iniziato da una rissa all'interno di un'abitazione, 4 persone coinvolte nella colluttazione dove sarebbero spuntate, l'avete visto, mazze e spranghe, in particolare 3 persone si sono scagliate contro una quarta. L'alterco si è poi spostato in strada con un inseguimento fra le vie di San Vendemiano terminato in zona industriale. Qui si sarebbe verificato lo speronamento e lo schianto, 2 persone ferite portate in ospedale, altri 2 sarebbero scappati a bordo di una BMW. Sul luogo rinvenuto anche un bastone sporco di sangue. In via Raffaello è rimasta un Audi in mezzo alla carreggiata. Le cause di questo episodio sono al vaglio degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Conegliano. Le indagini dunque sono in corso. Questa, vedete, l'immagine della spranga. E poi gli spari contro la chiesa di Albina di Gaiarine. Si fanno avanti 2 ventenni che chiedono scusa. In mattinata hanno incontrato anche il sindaco. Abbiamo agito come in un film, la loro giustificazione, insomma un tentativo di emulazione. Mi hanno detto, io li ho incontrati, mi hanno detto che era loro intenzione sostanzialmente emulare un noto film che avevano visto, facendo una scena appunto che questo film riportava. Peccato che i diretti interessati non siano degli attori. Né Albina, placida frazione di Gaiarine, la location di un movie segnato dalla violenza. Tant'è, così si sono giustificati 2 ventenni che prima si sono costituiti dai carabinieri, poi hanno incontrato il sindaco per spiegare la folle notte di fine aprile, quando armati di una pistola a salve e di alcuni petardi hanno creato il panico nella borgata. Pistola era una scacciacani, l'hanno tra l'altro assieme a un'altra che avevano a casa, l'hanno consegnata alle forze dell'ordine proprio pensando che se gli riprende questo raptus non abbiano più la pistola, perché non era loro intenzione procurare l'arma. Un impulso derubricato dai 2 ragazzi a bravata. Di certo armi e petardi sono stati acquistati online e per uno in particolare, 21 anni, di Gaiarine, è scattata una denuncia per esplosioni pericolose. In molti quella notte ad Albina erano stati tirati giù dal letto, mentre a immortalare i 2 amici era stato il circuito della videosorveglianza. Scongiurata l'ipotesi delle intimidazioni, ora è giunto il momento del ravvedimento, delle scuse, ma non del perdono. Quando li ho incontrati hanno dato la loro disponibilità a fare qualcosa magari anche in comune, proprio per scusarsi nei confronti della comunità. Ovviamente questo non toglie la denuncia e la strada intrapresa. E torniamo sull'omicidio della pasticcera di Roncade, Sandra Casagrande. Emergono nuovi sviluppi ma anche inquietanti interrogativi. Nel verbale di polizia di 35 anni fa la segnalazione, scena del crimine spazzata dai carabinieri. La salma di Sandra Casagrande trasportata subito in obitorio, ogni cosa all'interno della stanza, la scena della mattanza, era stata spostata. Non solo, ma nel verbale della questura di Treviso, poi inviato alla Procura della Repubblica, c'era scritto: i carabinieri hanno rimosso ogni cosa all'interno della pasticceria spazzando addirittura il pavimento. Era il 29 gennaio 1991, quando la polizia allertata del delitto dai cittadini si precipita sul luogo, ma gli agenti non riescono ad entrare. Sul posto ci sono già i militari dell'Arma che stanno effettuando i rilievi tecnici. Al termine, quando escono, la scena del crimine non è più la stessa. Perché fare tutto questo prima di far entrare la scientifica e gli agenti delle volanti? Una domanda che non trova nessuna risposta, ma che apre nuovi, inquietanti interrogativi. 2 mesi e mezzo dopo la richiesta sembra da parte dei carabinieri di incenerire alcuni reperti, i vestiti della vittima. Indagini che per 35 anni non hanno portato a nessuna persona indagata, solo qualche sospetto che poi non ha portato a nulla. Un vero e proprio giallo. Sandra Casagrande quel giorno d'inverno aveva aperto la porta a qualcuno che evidentemente conosceva,
Forse il killer, con la scusa di ritirare dei dolci, è entrato. E poi quell'impeto violento, 22 le coltellate che hanno colpito la vittima. Solo grazie ora al DNA prelevato quasi 2 anni fa nel corso di un arresto per un reato minore viene identificato il presunto assassino. Viene iscritto nel registro degli indagati Paolo Gorghetto, un 57enne di Silea. L'accusa è omicidio volontario aggravato da futili motivi. Il suo DNA combacerebbe con un campione di sangue trovato nella pasticceria e che non sarebbe appartenuto alla vittima. Venerdì cominceranno i rilievi del RIS, da cui si potranno avere ulteriori risposte. Poi l'uomo potrebbe essere sottoposto a nuovo interrogatorio. Dal delitto di Roncade a quello di via Castelmenardo a Treviso, il dolore del papà di uno degli imputati accusati di omicidio. Oggi in aula in Corte d'Assise chiedo scusa, ha detto ai familiari di Francesco. Si siede in aula, il viso contorto dal dolore. È il padre di uno dei giovani accusati di aver ucciso Francesco Favaretto. Il figlio è seduto poco distante, vicino al suo avvocato. Sono qui, dice l'uomo, per chiedere scusa a tutti e in particolare alla madre della vittima per quello che è successo. Poco dopo a parlare è la mamma del giovane 21enne arrestato. Parla del figlio, promessa del calcio, che quando è uscito di casa non era più lo stesso. Tornava tardi, racconta, ho avuto come la sensazione che facesse uso di stupefacenti. In aula, nella terza udienza, sono stati chiamati a testimoniare anche 3 medici dell'ospedale di Treviso, uno del pronto soccorso e 2 chirurghi che hanno preso in cura la vittima quel terribile giorno. Emerge una novità: il fendente al collo di Francesco Favaretto, il 22enne aggredito mortalmente il 12 dicembre 2024, è stato sferrato da un oggetto dai contorni definiti che lo ha raggiunto andando in profondità. Insomma, non un coccio di bottiglia, come sembrava all'inizio dalla ricostruzione della tragedia. Il chirurgo non avrebbe trovato pezzi di vetro, cosa che invece sarebbe presumibile nel caso fosse stato dalla rottura di una bottiglia. A chiamare i sanitari proprio il legale della ragazza 21enne accusata di aver lanciato la bottiglia contro Favaretto e che secondo l'accusa lo avrebbe colpito al collo. La vittima il giorno dell'omicidio aveva incontrato il gruppo per vendere un panetto di hashish, ma i ragazzi non volevano pagarlo, volevano rapinarlo. Da qui l'aggressione terminata in omicidio. Favaretto è stato preso a calci e pugni, colpito con fendenti e con cocci di bottiglia. Ora a processo ci sono 3 ragazzi maggiorenni, 4 minorenni invece hanno aderito alla messa alla prova. Un quinto, giovanissimo, è stato già condannato in primo grado. E continuiamo a parlare della situazione sicurezza a Treviso. Il pranzo tricolore organizzato da Fratelli d'Italia in via Zorzetto, residenti e commercianti attaccano l'iniziativa, perplessità sulla sua efficacia anche dall'esponente meloniano Fabio Crea. Servono in parte, sono più che altro manifestazioni simboliche, ma non servono a raggiungere il fine. Alcuni residenti mi hanno detto che dopo le 2 ore del pranzo tricolore lì è stato nuovamente terreno e territorio in preda ai soliti balordi. L'avvocato Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia ma anche residente nella zona calda di via Roma, torna sul tanto discusso pranzo tricolore di sabato scorso in via Zorzetto e spiega come lui stesso avesse espresso ai colleghi di partito, promotori dell'evento, le proprie perplessità. Anch'io all'interno della riunione del Ciclo di Fratelli d'Italia avevo ritenuto essere un'iniziativa che può andare bene in linea generale e non certamente come prima iniziativa, ma all'interno di un'azione efficace con proposte concrete, come avevo portato nel settembre del 2023 all'interno del circolo. C'è un documento firma di alcuni iscritti, tra cui io stesso, che il circolo ha acquisito ma poi non ha dato seguito. Il tema sicurezza ancora una volta terreno di confronto, anche se Crea assicura non di scontro nel suo partito, anzi ricorda che la questione è centrale nell'agenda politica di Fratelli d'Italia sia a livello locale che nazionale, basti pensare, ricorda, ai 5 decreti sicurezza presentati. Forse ci sono delle diversità di vedute di come affrontare il tema, di come proporlo e delle azioni concrete che dovrebbero essere portate avanti. In un duro comunicato, il Comitato dei residenti e commercianti del quadrante liquida l'iniziativa come offensiva nei loro confronti. L'ennesima sfilata a favore di selfie e foto di gruppo. A loro si rivolge il sindaco Conte, che invece plaude all'evento.
Con i residenti presenti sul posto e che nei giorni successivi mi hanno fermato, mi hanno contattato, hanno manifestato soddisfazione. Poi immagino che le iniziative non possano piacere a tutti, dispiace per questa presa di posizione che tra l'altro non vedo tanto rivolta all'amministrazione ma verso coloro che hanno organizzato, quindi il partito di Fratelli d'Italia. Ovvio che questo non è la soluzione al problema, però è un gesto simbolico dove si invita la gente a riappropriarsi dei luoghi. Intanto, rimarca Conte, stiamo lavorando per la rigenerazione urbana, l'installazione tra giugno e luglio di 22 nuove telecamere e ancora l'intensificazione dei controlli della polizia locale. Invito anche il comitato al dialogo, perché attraverso il dialogo si trovano soluzioni. E all'appello del sindaco ai cittadini di riappropriarsi di quelle zone con iniziative come quella di sabato, replica Fabio Crea. I luoghi di degrado dove c'è criminalità e degrado devono essere occupati dai cittadini, ma mi si permetta di dire che devono essere occupati o possono essere occupati soltanto quando vengono liberati, cosa che al momento molte zone di quel quadrilatero non sono. Mentre i carabinieri continuano a lavorare per dare un'identità alla vittima dell'incidente dell'altra notte a Nervesa della Battaglia, abbiamo da darvi conto di un altro sinistro stradale molto grave, un uomo che ha perso il controllo dell'auto finendo nel fossato, vedete l'immagine, ribaltandosi, schiantandosi contro una recinzione. Un operaio ghanese di 50 anni, residente a San Martino di Lupari, è ricoverato in gravissime condizioni al Caffoncello dopo l'incidente avvenuto all'alba. Siamo a Riese Pio X a dare l'allarme, i residenti della zona risvegliati dal boato provocato dallo schianto. Intervenuta per soccorrere il cinquantenne una squadra dei vigili del fuoco proveniente da Castelfranco che ha liberato dalle lamiere il conducente del mezzo affidandolo al SUAM 118. Ci sarebbe all'origine dell'incidente un malore improvviso o forse un colpo di sonno dell'automobilista. Attenzione al meteo per le prossime ore, perché la Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla per temporali su tutto il territorio regionale, valido dalle 12 a mezzanotte di domani. È prevista l'instabilità in aumento dalle ore centrali della giornata, a partire dalle zone montane e pedemontane, con probabili rovesci e temporali sparsi in possibile estensione anche a qualche zona della pianura, possibili locali, fenomeni intensi e rapidi, l'innesco di frane superficiali, colate rapide, innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito da parte dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamenti a interrati o sottopassi. Quindi attenzione alle meteo tra le 12 e la mezzanotte, abbiamo detto, di domani. Andiamo alla crisi Electrolux. Oggi a Susegana l'incontro dei lavoratori col presidente della regione Stefani e l'assessore Bitonci. Per quest'ultimo i margini per trattare con la multinazionale ci sarebbero, cruciale il tavolo del 15 giugno. Con me. Ci vediamo a breve. Grazie mille grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Io sono moderatamente fiducioso perché ho parlato ovviamente con l'azienda, con l'amministratore prima, in via assolutamente privata, e ho colto una disponibilità anche da parte del ministro Urso, quindi amministrazione e ministro Urso, per arrivare al 15 di giugno con una proposta e quindi il governo sta lavorando ovviamente sulle possibili misure da adottare e da proporre all'azienda, ovviamente con l'azienda che dovrà ritirare questo piano che abbiamo ribadito più volte è assolutamente inaccettabile. La scadenza del 15 giugno fissata dal ministro Urso è il prossimo punto di svolta, dove saranno messi in campo anche ammortizzatori sociali, fondi di coesione e quanto sarà possibile per salvare lavoratori e territorio. Abbiamo il vantaggio anche di avere delle figure al Ministero che possono dare delle risposte significative al nostro territorio, quindi ci stiamo già interfacciando ovviamente da giorni, lo faremo nei prossimi giorni tornando qui, perché io credo che oggi non debba essere solo una questione di forma, ma debba essere una questione di sostanza. La Regione è
fuori dal palazzo, è qui in mezzo ai lavoratori e così deve continuare ad essere. Anche perché quando si parla di sostenibilità bisognerebbe ricordare anche un altro aspetto della sostenibilità che troppo spesso non si ricorda, la sostenibilità sociale, la sostenibilità delle famiglie di lavoratori, la necessità che il lavoro garantisce a tantissime famiglie qui nel territorio e delle ricadute occupazionali e non solo che questo territorio ovviamente subirebbe se il piano fosse confermato. La preoccupazione più grande è che la proprietà interamente svedese voglia vendere ai cinesi e smantellare, non certo investire. Se le istituzioni fanno la loro parte, secondo me il margine può aumentare, nel senso che la trattativa ci può essere. Non accettiamo questo piano, saremo presenti durante il Giro d'Italia nella rotonda che c'è sotto Ca del Poggio con il nostro striscione. Sarà una manifestazione pacifica, ma sarà una manifestazione forte, perché è importante che tutti sappiano che non vogliamo che la nostra fabbrica chiuda. Noi vogliamo continuare a lavorare e noi vogliamo garantire il futuro a lavoratrici e lavoratori che sono all'interno del nostro stabilimento. Ritorniamo alla cronaca, si sono vissuti momenti di paura nel quartiere di San Pelaio a Treviso per un uomo che si è introdotto nell'abitazione di un'anziana fingendosi carabiniere per sottrarle dei gioielli. Il presunto responsabile, un 43enne italiano residente a Napoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un breve inseguimento. È successo nel pomeriggio di ieri, il colpo stava andando a segno quando la donna ha capito che qualcosa non tornava, ha iniziato a urlare mettendo in fuga l'uomo, allertando così alcuni automobilisti di passaggio che hanno tentato anche di bloccarlo, immediato l'intervento degli agenti che lo hanno intercettato ancora con la refurtiva. Il 43enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito per direttissima. Controlli della finanza nei locali della provincia invece durante i fine settimana degli ultimi mesi per contrastare il lavoro irregolare. A Castelfranco, pensate, scoperto un cameriere di appena 15 anni. Al lavoro in un ristorante della Castellana a soli 15 anni, quando alla sua età avrebbe semmai dovuto essere a scuola. Ha sorpreso anche i finanzieri del comando di Castelfranco trovarsi di fronte un cameriere minorenne che lavorava, a scontato dirlo, in nero. Senza aver assolto il periodo scolastico previsto. Quindi anche in questo caso vi è una sanzione di natura penale che sarà erogata all'imprenditore, al titolare del ristorante che lo ha impiegato. È solo uno dei provvedimenti intrapresi in seguito ai controlli eseguiti nei fine settimana di febbraio, marzo e aprile dalle Fiamme Gialle trevigiane. 90 attività economiche ispezionate, 51 lavoratori irregolari, 40 in nero. Nel Coneglianese pizzicato un altro cameriere irregolare. Percepiva la NASPI, che contributo per la disoccupazione, quindi lavorava in nero pur percependo un contributo pubblico. Per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere dei reati di indebita erogazione di contributi. Intorno ai 5.500 euro il beneficio percepito. Il cameriere dovrà rispondere anche del danno erariale arrecato. Sempre nella Castellana, nei guai pure il titolare di un salone di barbiere e parrucchiere che impiegava un cittadino marocchino con permesso di soggiorno non in regola. Sono state di conseguenza avviate le procedure per il rimpatrio, che erano sospese perché il nordafricano aveva presentato domanda di protezione internazionale. 15 locali pubblici sono stati inoltre segnalati all'Ispettorato del Lavoro per la sospensione delle attività, viste le gravi violazioni riscontrate. Noi svolgiamo questa azione proprio per tutelare i soggetti onesti e quindi i nostri controlli continueranno nel corso delle prossime settimane, nel corso dei prossimi mesi e saranno orientati appunto a cercare di far sì che tutti possano gareggiare, se vogliamo, allo stesso modo, quindi per mettere tutti in una condizione di parità, salvaguardando in questo caso sia le ragioni del fisco sia le ragioni dei lavoratori, che sono poi i soggetti più deboli. E poi c'è stato il provvidenziale intervento della polizia locale di Roncade a Meolo, dove una donna è stata salvata dalle acque del canale Correggio grazie al tempestivo intervento degli agenti e di alcuni cittadini presenti sul posto. All'arrivo della pattuglia, 2 cittadini stavano già tentando di prestare soccorso alla donna. Vista la situazione critica, un agente si è tuffato nel canale per aiutarli. La donna, una residente a Meolo, originaria di Monastiere, è stata tratta in salvo. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento e le congratulazioni agli operatori della polizia locale intervenuti, ha dichiarato il sindaco di Roncade Marco Donadel, per la professionalità, il sangue freddo e il senso del dovere dimostrati in una situazione estremamente delicata. Spaccio a domicilio, terzo arresto di un pusher albanese in pochi giorni da parte della polizia. In manette un 21enne sorpreso a consegnare la cocaina a un cliente proprio di Roncade.
Spaccio in modalità delivery, appuntamenti concordati telefonicamente e soste lampo per recapitare le dosi di cocaina direttamente a domicilio. Modalità sempre più diffusa, quella che metteva in atto anche un 21enne di origini albanesi arrestato dalla squadra mobile di Treviso mentre cedeva lo stupefacente a un cliente di Roncade. È il terzo arresto di un pusher albanese negli ultimi giorni. Il ragazzo è stato bloccato dalla polizia mentre riceveva i 60 euro della droga. In macchina, sotto la scocca, un contenitore metallico con calamita con altre 70 dosi pronte da smerciare. Addosso 880 euro a cui si sono aggiunti gli altri 5.000 trovati sotto il materasso del letto. Arrestato, il ragazzo è stato condannato per direttissima a 1 anno di reclusione con confisca dello stupefacente e del denaro. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, come sempre rimanete con noi. Rientriamo in studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, allora torniamo alla politica, prima però dell'elettorale andiamo a una notizia fresca di oggi. Stefano Gentilini, imprenditore, figlio dello sceriffo Giancarlo Gentilini, sta valutando di aderire a Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci. A rivelarlo con un post, lo vedete, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che ha fatto incontrare i due a Verona, poi pubblicando sui social la foto di questo faccia a faccia. Gentilini conferma il suo interessamento al progetto politico di Vannacci, ne ho stima, come ne aveva mio padre, dice, come persona e per la sua carriera. Condivido le sue idee e mi riservo di decidere a metà giugno, in occasione dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale a Roma, se aderire in maniera significativa. A Castelfranco Veneto adesso è già caccia al voto moderato, e sì, perché si guarda gli elettori di Daniele Manente, che ha perso su Maria Ghimenton per soli 213 voti. L'avvocata penalista sfida al ballottaggio Luca Pozzobon, centrosinistra contro centrodestra. In questo momento non ho preclusioni su niente, però è anche bisogna che passi un po' di acqua sotto i ponti e poi ci confronteremo con chi mi ha accompagnato in questa avventura, le nostre liste, e vedremo assieme cosa fare, come andare. Nonostante l'amarezza, Daniele Manente sa benissimo che da qui ai prossimi giorni sarà lui l'uomo politicamente più corteggiato della Castellana. Con le sue 3 liste civiche, il commercialista 47enne ha portato a casa il 26,74% dei voti contro il 28,09% di Maria Ghimenton per il centrosinistra, in termini assoluti 213 voti di differenza. L'avvocata penalista è quindi la sfidante dell'architetto Luca Pozzobon, in vantaggio al 40,5%, che da parte sua ha riunito tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia, primo partito della coalizione, al 13,5%, seguito da Lega 12,7%, Forza Italia poco sopra il 3%, al 12,4%, la lista civica personale a sostegno di Pozzobon, più o meno la stessa percentuale del movimento civico di Ghimenton, che ha superato di un punto percentuale il Partito Democratico. Né Pozzobon né Ghimenton hanno tessere di partito in tasca, per loro la caccia al voto moderato è già iniziata. La popolazione ci ha dato sostegno e quindi intavolare un discorso e anche con la cittadinanza e anche con quelle che sono le forze politiche in ballo. Di cercare di intercettare ancora di più quelle persone con valori moderati e di centro, che secondo me a Castelfranco sono molti, sono una grossa fetta. Si guarda quindi a Manente e al suo bacino elettorale, oltre 4.000 voti che possono fare come la differenza. Io posso comunque assicurare il mio impegno in Consiglio Comunale, sarò presente all'opposizione e intendo fare un'opposizione per la città di Castelfranco, un'opposizione costruttiva, e dopo portare avanti quelli che sono i nostri capisaldi, quindi il decoro, quindi i giovani nella stanza dei bottoni. A Castelfranco Aspresiano, dove il centrodestra si era presentato spaccato, l'esito è stato quello della vittoria, lo sapete, di Marco Della Pietra, rieletto sindaco per la 3ª volta. Proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Presiano il signor Marco Della Pietra. Ritorna ad indossare la fascia tricolore Marco Della Pietra, eletto per la 3ª volta sindaco di Spresiano, quel 3 che ha voluto disegnare con la bomboletta nel suo ufficio in municipio.
Della Pietra ha chiuso con il 57,47% dei consensi davanti ad Andrea Dalla Villa con il 22,16% e a Maria Grazia Sossai con il 20,37%. Gli abbracci e ringraziamenti a chi lo ha appoggiato in questa terza campagna elettorale che ha visto a Spresiano il centrodestra spaccato con Fratelli d'Italia ad appoggiare il sindaco uscente, mentre Forza Italia e Lega a sostegno di Sossai. A chi gli fa notare che con un centrodestra unito il risultato sarebbe potuto essere più schiacciante, il primo cittadino replica così. A me non me ne frega niente dell'80%, non è quello. I numeri sono importanti quando si parla di bilanci, quando si parla di fondi, quando si parla di cose fatte, ma qui non siamo in democrazia, per cui bastava un voto in più addirittura. I festeggiamenti erano iniziati a metà pomeriggio. Della Pietra aveva atteso a casa lo spoglio per poi raggiungere la piazza del paese e festeggiare con i suoi concittadini e gli uomini e le donne della sua squadra. La squadra impareggiabile, una famiglia impareggiabile, dei supporters impareggiabili e dei cittadini impareggiabili. Credo che il risultato rispecchi l'impegno che c'è stato e che riconosca anche quello che abbiamo fatto in questi anni. Evviva! Un doppio brindisi per il riconfermato sindaco. È il regalo di compleanno per i suoi 50 anni. Direi proprio di sì, proprio il regalo più bello che potessero farmi. Che però ha aspettato a festeggiare perché voleva vedere come andava a finire. Sì, non sarebbe stato sicuramente... No, oddio, si poteva anche festeggiare in realtà con la mia famiglia, ho fatto qualcosina, però... Adesso è meglio, un bel regalo. Direi proprio di sì. Cambiamo pagina, atleti paralimpici al Museo Bailo di Treviso, protagonisti della cerimonia di premiazione per i titoli vinti nel 2025. Un movimento che cresce, ma c'è ancora da fare per allargare la platea che pratica sport tra i disabili. Ho vinto campionati italiani e la mia specialità sono i 100 metri rana. E l'elenco dei successi dei 17 campioni paralimpici riuniti al Museo Bailo potrebbe continuare a lungo. Titoli nazionali centrati nel 2025 per i quali il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto ha organizzato un'emozionante cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato anche gli amministratori dei comuni di appartenenza. Premiare gli atleti che hanno raggiunto un titolo nazionale non è un premio solo sportivo, ma è un premio proprio della volontà, della forza di volontà che questi atleti ci mettono per raggiungere certi risultati. Ma questo ci deve servire per invogliare tanti ragazzi e ragazze che ancora sono a casa oggi ed è un importante compito che dobbiamo svolgere con gli enti locali, con i comuni, ma anche con le province e soprattutto con la regione. In Veneto il 9% dei disabili non pratica discipline sportive, da qui l'impegno proprio della regione con il piano dello sport. Questi sono fondi che verranno declinati attraverso dei bandi che permetteranno alle società sportive di partecipare non solo legato alla parte delle loro manifestazioni, ma anche a tutta quella che è l'attività propedeutica che si intreccerà anche con la parte del sociale per poterlo fare anche nelle strutture per anziani, nelle strutture per disabili, nelle strutture per minori. E infatti negli ultimi anni qualcosa inizia a muoversi anche come visibilità della realtà paralimpica. Nell'ultimo anno e mezzo sono nate anche nuove società e il movimento sta crescendo, vuol dire che c'è comunque un buon fermento positivo, che gli atleti finalmente riescono ad avvicinarsi più spesso, le persone con disabilità ad avvicinarsi più spesso all'attività sportiva e che le società stanno investendo in questo e non è una cosa banale. Quanto ti alleni? Per adesso 5 volte a settimana in acqua e 2 volte a settimana a palestra. Si riesce a fare anche dell'altro comunque, a studiare, a fare dell'altro? Sì, riesco a studiare quello che devo fare per scuola e sì, riesco, cioè è molto impegnativo però ci riesco, sì. Tutti dobbiamo avere la possibilità di poter fare lo sport perché fa bene non solo fisicamente ma anche per fare gruppo, per la socializzazione. Prima tappa del road show sostenuto da Centro Marcabanca e Ascopiave che nei prossimi mesi raggiungerà tutte le province del Veneto. Il 1° giugno Rosolina, poi Belluno il 6 e Verona il 20 giugno. Io mi ispiro sempre ad Alex Zanardi, i limiti come le paure sono spesso solo un'illusione, noi dobbiamo andare avanti in questo processo in cui non esiste differenza tra atleta olimpico o paraolimpico, esiste solo l'atleta e qui abbiamo avuto dei ragazzi bravissimi che hanno superato i loro limiti. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese.
Subito a Belluno città, perché i lavori in via Feltre proseguiranno come da progetto. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti respinto l'istanza cautelare presentata contro il progetto di riqualificazione di via Feltre, consentendo al comune di Belluno di proseguire con l'intervento già avviato. Il TAR dà ragione al Comune, l'abbattimento dei tigli di via Feltre è legittimo. L'ordinanza, pur inserendosi nella fase cautelare del giudizio, affronta nel merito le contestazioni sollevate e ne esclude la fondatezza, riconoscendo la correttezza del percorso amministrativo seguito dal Comune. Questo ci permette di affermare la bontà del progetto e il rispetto del progetto di tutte le leggi in vigore e soprattutto dare anche una risposta al benefattore che ha sostenuto con 3 milioni e 100 questo progetto e che in questo periodo ha sostenuto tutte le strumentalizzazioni che sono state fatte. Il Tribunale esclude inoltre la presenza di un vincolo storico ex legge sull'attuale assetto di via Feltre e sulle alberature esistenti, osservando che la sistemazione della strada e la piantumazione dei tigli risalgono alla metà degli anni 60 e non rientrano pertanto nella disciplina richiamata nel ricorso presentato da Italia Nostra. Da domani in poi questo progetto proseguirà nella sua forma originale e entro un anno darà a questa nostra città una via Feltre nuova, bella, con l'alberatura verde e soprattutto sicura a tutti i pedoni, a tutti i ciclisti e a tutti gli automobilisti. L'ordinanza richiama le relazioni e gli studi acquisiti dal Comune, ritenendo ragionevole la scelta di procedere con una riqualificazione complessiva dell'asse viario, finalizzata a risolvere criticità stratificatasi nel tempo e a garantire una nuova sistemazione del verde urbano, che non viene eliminato ma riorganizzato attraverso nuove alberature e soluzioni progettuali pensate per assicurare migliori condizioni di sviluppo e una maggiore sostenibilità nel lungo periodo. Delusi ovviamente i ricorrenti. Pensiamo che non siano state approfondite e comprese le nostre motivazioni. Noi stiamo valutando se è il caso di continuare nel merito o meno. Noi diciamo solo che si è persa un'occasione il Belluno dimostra di essere sempre indietro rispetto al resto del mondo, laddove si fanno degli interventi che sono rispettosi di quella che è anche la richiesta ormai in Europa, il Nature Restoration Law, che prevede di conservare il verde, conservare le infrastrutture verdi, di mantenerle e di crearne di nuove. E invece a Belluno cosa si fa? Si distruggono le infrastrutture verdi che ci sono per metterne altre che non hanno lo stesso potere. Siamo alla tornata elettorale, perché a Vodo di Cadore, dal momento che non è stata presentata alcuna lista per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, si è provveduto alla nomina del commissario prefettizio. A provvedere all'amministrazione del comune sarà Rossella Caruso, viceprefetto aggiunto, che prende appunto l'incarico di commissario e resterà in carica sino a quando la compagine amministrativa non verrà rinnovata con altra elezione da svolgere al primo turno elettorale. Utile, naturalmente va da sé che qualcuno dovrà candidarsi in quel caso al ruolo di sindaco. Ora parliamo della locuzione Made in Italy, coniata per la prima volta in provincia di Belluno e legata già allora al mondo dell'occhialeria, che sappiamo è una delle eccellenze del territorio. Made in Italy, ma made in Belluno. Lo spiega il senatore Luca De Carlo con il chiaro intento di difendere e promuovere quella che è la sua terra, questa la sua provincia di Belluno. Quella dei buoni esempi, qui ce n'è 4 straordinari: il Tiziano, 450 anni dalla sua morte, l'occhialeria dove nasce il Made in Italy. Il Made in Italy per la prima volta compare su una stanghetta degli occhiali nel 1897 a Calalzo di Cadore. Il latte, formaggi. Antonio Della Lucia fonda la prima cooperativa sociale, ma prima ancora gli asili agrari
un esempio straordinario è poi lo straordinario miracolo del gelato. Belluno è una nicchia nella quale sono sorti tantissimi miracoli che magari noi sottostimiamo un po', e io voglio raccontarli proprio per l'orgoglio che ho di essere bellunese. Riferimento storico alla locuzione Made in Italy, che ha un suo preciso riferimento iconografico. Abbiamo scoperto un testo dell'Ottocento, del 1897, del Reale Istituto di Scienze, Lettere e Arti, che ricorda un premio vinto da una occhialeria di Calalzo, la Carlo Enrico Ferrari, che marcava i suoi prodotti già nel 1897 Made in Italy. Una provincia che deve anche parlare ai giovani perché la vogliano vivere e ci vogliano restare. Siamo un po' timidi, forse un po' la nostra caratteristica montanara all'inizio ci tiene un po' a tenere un passo indietro, però quando ci apriamo sappiamo fare il nostro, insomma. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Adesso le previsioni del tempo, a voi tutti una buona serata, arrivederci.